Siamo tornati qui in diretta dal cortile del Maglio perché siamo insieme a Livio. Intanto benvenuto Livio, che tu sei diciamo il gestore, colui il quale organizza qui dietro di noi esattamente a Il Maglio Cocktail and Grill. Leggo esattamente, devo dire così, diciamo, Esatto. è il tuo, è il tuo locale qui, Sì, la pazzia che ho fatto una decina di anni fa. una Intanto, decina d'anni una fa. decina d'anni fa, sì. Hai scommesso in questo luogo, nella storia anche di questo posto e hai diciamo tirato su questa che tra l'altro io che sono un musicista ho visto c'è un impianto dentro straordinario perché voi fate sempre musica dal vivo. Stasera se non sbaglio ci saranno The Royal Band, che è una Queen tribute. Una Queen Tribute. Sì, noi facciamo concerti ormai da 9 anni, tutte le sere. Dedichiamo un grosso spazio agli inediti tutti i mercoledì sera e poi dal giovedì alla domenica suonano cover band e tanti tributi, tante band di una notevole levatura. Stasera c'è il tributo ai Queen, Domani sera c'è il tributo a David Bowie, l'ho visto? esattamente, gli Starman. E E così via via, dicendo, sì. e così via. Senti, sono contento che noi abbiamo cominciato questa prima, diciamo, puntata di Teleballoon proprio qui davanti al Maglio perché spero che sia, ovvero al locale che insomma è caratterizzato anche molto dalla musica dal vivo, perché in qualche modo questa nuova veste del balloon e del Maglio penso che passerà anche attraverso questo genere di cose, la musica e l'intrattenimento, cioè una visione del mercato cambiata, moderna, non è soltanto più come dire un posto dove si comprano e si vendono delle cose, ma Esattamente, è tornato ad infatti, essere un po' una piazza, no? Un luogo dove ci si incontra, dove si fanno dove ci si frequenta. siamo molto felici perché quando mi sono innamorato di questo posto tanti anni fa l'ho vista un po' come la Covent Garden di Torino, la struttura si presta molto, siamo molto felici che a partire da questo mese ci sarà questo evento settimanale dedicato alla musica. Sono felice che c'è il salottino di Mao che fin da bambino, dottor Costanzo, io sognavo di sedermi su questo divanetto, quindi Adesso no, è perché tu sai che noi siamo più giovanotti, ti ricordi di quando insomma ormai saranno una ventina d'anni che vado avanti con queste cose qui nella nostra città, ma credo che è anche insomma forse un altro posto non poteva esserci se non Torino, perché è forse uno dei pochi luoghi che ti permette di fare dei percorsi ancora estremamente come dire diversi da quella che sono le cose normali. Allora, parlavamo prima con Michele a proposito di questa nuova visione, anche di questo rilancio che ci sarà proprio a partire da questi primi eventi. La scorsa settimana c'è stata la festa del Balloon, se non sbaglio, che insomma è andata benissimo, credo vi siete. sì, è stata un'affluenza enorme, quindi siamo felici di questo, siamo felici che l'associazione si sia ringiovanita, che abbia puntato molto su Sponda al sabato pomeriggio. Quindi invitiamo tutti a venire tutti i sabati e le domeniche del Gran Balloon perché questo borgo ha cambiato completamente aspetto e è veramente molto molto caratteristico e bello. E ricordiamolo non soltanto al sabato, perché hai detto bene tu, qui tutte le sere c'è musica dal vivo e ormai a Torino non è una cosa facile da incontrarsi, qui sta diventando veramente una riserva di caccia, quindi come dire massimo sostegno e massimo rispetto Livio. Noi ci vedremo sovente, quindi intanto come dire vi ringraziamo per l'ospitalità di quest'oggi e insomma speriamo che questa sia la prima di una serie di avventure che andremo a fare e a raccontare qui dal Maglio e dal Balloon. Lo speriamo anche noi, vivamente. Allora, Grazie. per stasera We Are the Champions perché ci sono The Royal Band, ricordiamolo, qui al Maglio tra pochissimo, sono bravissimi, due cantanti, poi insomma venite a sentirli e intanto ancora grazie e buon lavoro Livio, a prestissimo. Grazie a voi, grazie a tutti. Bye bye.